Io compro Siciliano Live, benvenuti a tutti quanti, ben trovati a quello che è il nostro appuntamento del mattino, ma che poi potete vedere a qualunque orario, che potete condividere sui vostri canali social per far arrivare in tutto il mondo quelle che sono le meraviglie della nostra terra, quelle che potete vedere, scoprire, acquistare attraverso il marketplace del Made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com. E allora vi raccontiamo subito una di queste bellissime realtà e ci colleghiamo con Misil Mary in provincia di Palermo, dove c'è Gabriella Namio. Gabriella, ben arrivata. Salve, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Ma quanto colore che c'è intorno a te, le casette ceramiche. Sì, infatti, ceramiche artistiche, amici il Meri. Tu sei stata... Ho voluto proprio mettere molto colore per dare un'immagine un po' diversa, ecco. Hai fatto benissimo, ma tra l'altro tu sei stata una coraggiosa. 10 anni fa a Misil Mary, che non è una di quelle realtà, di quei paesi conosciuti nel mondo per le ceramiche, hai scelto di investire in questo settore che era una tua passione. Sì, infatti è stato un po' azzardato perché io sono un'autodidatta, ho imparato in pochissimo tempo perché improvvisamente mi è nata questa passione e ho voluto proprio dare sfogo un po' alla creatività, ho voluto cominciare a creare qualcosa e piano piano negli anni ho migliorato, ho cambiato, ho perfezionato, insomma, tutto il fai da te, insomma. Però è stato un po' un rischio con diciamo, i problemi di crisi che sono arrivati Certo. dopo, però stiamo resistendo alla crisi, Qu- insomma. Quali sono i Sì. primi prodotti delle casette ceramiche? Nella tua memoria, le prime ceramiche che hai realizzato, i primi disegni, i primi colori che caratterizzavano la tua produzione? Sì, la passione iniziale è stato il Castello dell'Emiro, che è una bella realtà, un castello arabo normanno, e mi ha ispirato tantissimo per tanti anni, anche adesso. Vi dirò che diciamo, è fonte di ispirazione, è uno dei miei preferiti, perché Cioè, c'è è il una bella castello di storia. Misilmeri, giusto? Sì, sì, è il castello proprio su un colle a Misilmeri che domina tutto su una vallata meravigliosa il nostro paese. Diciamo che per tanti anni ho voluto proprio portare avanti in tutto il mondo questo castello, è stato apprezzato tantissimo, per cui l'ho creato in tutte le forme possibili e immaginabili. Ora, negli ultimi, diciamo, nell'ultimo anno il castello è sempre in prima linea, però sto dando una Che è stato svolta. anche restaurato, ci sono stati fatti degli scavi una decina Sì, d'anni sì, fa, insomma, sì, sì, tu sì, lo hai sì. fatto magari prima degli altri, ma l'attenzione che hai fatto puntare tu sul castello probabilmente è servita. Sì, sì, diciamo che c'è stato questo restauro, anche se io preferisco creare sempre il vecchio castello. Sono molto legata alla vecchia immagine, anche se quello nuovo è molto bello, sicuramente suggestivo da chi viene dallo scorrimento veloce, Agrigento-Palermo, insomma, si vede questo castello illuminato la sera, molto bello e molto particolare. Per noi, e per Misilmeri, è un monumento, un pezzo molto importante, diciamo, storico. I cittadini lo amano molto, infatti, è molto amato e apprezzato. Ma dicevi non solo il castello in questi anni e negli ultimi Ecco, anni sì, sì, soprattutto hai voluto diciamo, spaziare. ho voluto spaziare in lungo e in largo, diciamo creando i decori classici tipo Caltagirone, così conosciuti, però nell'ultimo anno sto dando sfogo a qualcosa di nuovo che fa proprio parte della mia persona e vedete alle mie spalle queste collezioni un po' particolari che sono dei visi e delle forme molto strane. La mia collezione Sguardi, nata proprio ultimamente,
E adesso sto puntando molto su questa linea perché è qualcosa di nuovo, di diverso. Bisogna anche proporre e mettere, diciamo, per gli amatori, questi sono pezzi amatoriali, penso anche molto per i giovani, proporre cose nuove perché il classico c'è, il déjà vu c'è, ovunque lo trovi. Questa collezione è una collezione mia esclusiva e volevo fare qualcosa e ci sono riuscita. Può piacere o non può piacere? A me piace tantissimo, per esempio. Sicuramente, ma poi sicuramente, come dicevi, è unica, è qualcosa che puoi trovare soltanto fatta da te. Ecco, chi vedrà questo tipo Infatti. di viso un po' scomposto, un po' picassiano in qualche E modo, in infatti, qualche e tratto. infatti, 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 proprio non ho voluto copiare, è proprio qualcosa che è nato dentro di me. Poi guardando le ceramiche di Picasso ho visto tanto di simile, però ecco, non le ho guardate dopo che ho creato sguardi e ho visto tanto di simile, è qualcosa che è dentro di me e ho voluto portare insomma agli altri, a chi può piacere questa collezione, questa linea. Senti, ma io ti guardo, ti osservo perché sei tu fonte di ispirazione. Ora, non lo so perché ci stiamo conoscendo adesso live, ma questi orecchini particolarissimi che indossi come questa collana, c'è pure il tuo zampino? Certo, Lo anche immaginavo. anche una bella collezione di bigiotteria, orecchini, bracciali, per esempio di sguardi, ho creato E che proprio i materiali ciondoli. lavori? È Che materiali ceramica, lavori per fare è i bijou? Ah, argilla, sempre la argilla. ceramica. Sì, Ah. maioli che sono. Della collezione sguardi ho creato anche i ciondoli con dei visi particolari. Per Natale ho creato le palline natalizie, sempre di questa collezione. Insomma, sto spaziando per portare qualcosa di nuovo, di diverso, aria nuova. Per chi è troppo stanco, diciamo, del Della classico, routine. infatti, questo è qualcosa di nuovo e credo che avrà un grande successo perché, diciamo, Te l'auguriamo, noi incrociamo le grazie, dita per te. C'è Luca grazie. Leonardi che vuole sapere come nasce la passione per le ceramiche, così diamo spazio anche ai messaggi, perché la cosa bella, mi piace approfittare di questa domanda di Luca, bellissima, per dirlo anche a tutti coloro i quali ci seguono. Questi spazi sono importantissimi perché se andate su www.iocomprosiciliano.com potete trovare i prodotti, potete acquistare i prodotti, quindi vederli, acquistarli e riceverli a casa. Ma all'interno dei nostri spazi, dei live, si può chiedere agli artisti, agli imprenditori cosa c'è dietro il loro lavoro e secondo me questo è un qualcosa di esclusivo veramente, è una risorsa, un'opportunità che ci permette di capire anche quel sentimento che sta dietro il prodotto Cioè, finito. Quindi secondo me è qualcosa di molto profondo quello che possiamo fare, perché in tanti vedranno, potranno acquistare i tuoi prodotti, ma solo chi segue queste dirette può sapere chi è Gabriella Namio e chi è Gabriella Namio, l'artista che un giorno di qualche anno fa ha deciso di dare sfogo alla sua passione per la ceramica. Tu hai detto poco fa l'hai scoperta un po' per caso. sì, infatti la ceramica sì, io fin da bambino ho avuto sempre voglia di creare, voglia di fare qualcosa, anche se i miei studi sono stati tecnici, ma le mie passioni sono state sempre artistiche, creative, artigianali, per cui negli anni ho fatto tanto, di tanto genere, tante pitture, stoffe e cose varie. Però 10 anni fa, per un caso, volevo fare delle scelte e per un caso così mi sono ritrovata ad avere un po', chiamiamola questa visione davanti. La ceramica, non sapevo niente della ceramica io un po', mi piaceva tantissimo, ma non sapevo come nasceva, come funzionava. E in un attimo proprio è nato questo fuoco dentro di me, ed è una passione che non mi lascia, la voglia di fare, di creare. Per me è qualcosa che mi rende la vita viva, mi rende, non so, mi dà motivi forti di andare avanti, di continuare, degli scopi, insomma. Penso che ognuno di noi ha bisogno di avere degli obiettivi, delle visioni. Io in questo lavoro ho trovato proprio la realizzazione per la mia vita dal punto di vista lavorativo e anche creativo, perché la vera soddisfazione non è tanto nei soldi, ma è tanto nel poter trasmettere agli altri quello che c'è dentro di te, anche realizzando questi oggetti.
Gabriella, ma come dividi il tuo lavoro? Come funziona? C'è un momento in cui disegni, un momento in cui produci, un momento in cui ti dedichi alla vendita, oppure nella giornata c'è un po' di tutto? Ah, c'è un po' di tutto, certo si va dietro gli ordini, chiaramente il laboratorio, si seguono gli ordini, però nei momenti più di libertà, magari la notte hai qualche flash e poi di giorno entri in laboratorio a realizzarlo, perché è un tutt'uno, né punto vendita, dietro c'è il laboratorio, per cui diciamo che sono un po' tutto fare, quello che la necessità, poi dipende gli ordini, sto molto in laboratorio pure. Ma ci sono anche Non c'è delle richieste? Ci sono anche delle richieste certo, che t'arrivano dalle certo, persone, magari stiamo vedendo certo. alle tue spalle questa collezione sguardi, vediamo forme diverse, uno potrebbe anche arrivare da te o mandarti una mail con una foto di un angolo della casa, sto immaginando, Sì, dove magari c'è una nicchia con determinate dimensioni e dire guarda, qua con quello stile lì cosa possiamo fare? Si può creare un tipo di esatto, sì, interazione sì. così? Io lavoro molto a richiesta, anche come bomboniere, lampadari, cucine e muratura, insomma cerchiamo di spaziare. La ceramica è bella perché ti dà opportunità in tutti i campi, sia dalla persona, come vedi la bigiotteria, ma anche per la casa, diciamo l'oggettistica. Io lavoro molto con i clienti che mi fanno delle richieste specifiche, quel colore, come dicevi tu, mi mandano la foto dove devono metterle insieme e cerchiamo di creare qualcosa. A me piace andare sui pezzi un po' unici, non mi piace riprodurre e ricopiare le stesse cose, cerco di dare sempre una piccola differenza, anche se le teste, per esempio, le basi sono uguali, ma mi piace apportare sempre qualche piccola, diciamo, differenza fra una testa e l'altra, fra una bigiotteria, un orecchino e un altro, fra una pigna e un'altra. Le bomboniere no, quelle devono essere un po' di impronta, diciamo, a catena di Certo. montaggio, sempre a mano, unicamente fatte a mano. Anche quello è bellissimo, sicuramente sapere di Sì, ricevere un regalo unico che per quel esatto, matrimonio, quel battesimo, per quell'evento lì, quel tipo di oggetto infatti, non ce l'avrà nessun altro al mondo. Ma infatti. abbiamo un video che possiamo vedere, quindi chiedo al nostro Paolo Gatto in regia di farci vedere ancora qualcos'altro delle creazioni di Gabriella Name, delle casette ceramiche. Ma quante creazioni bellissime, complimenti Gabriella! Grazie, grazie, Che poi vengono un grazie. sacco di idee a guardare, perché vabbè, poi ognuno ha un'attenzione selettiva. Per esempio, in questo momento sto cercando i barattoli per la cucina, zucchero, sale, caffè, insomma, quelle cose classiche. Anche lì si può fare con grande stile. Certo, certo. Già anche nel sito ci sono alcuni articoli, proprio linea Sicilia, con i limoni e i barattoli, infatti. Poi possiamo anche personalizzare con i colori che più interessano. E questa è la cosa da sottolineare. Io dico, non siate timidi, fatele le richieste perché sono sempre una bella opportunità, sia per voi che potete avere qualcosa a casa che è soltanto vostro, sia per chi in questo caso come Gabriella lo va a realizzare, che si trova secondo me anche un po' più stimolato nel fare cose nuove, perché un artista non ha tanta voglia di fare sempre la stessa cosa. Infatti, lo stile vero è proprio quello, cioè la diversità.
perché ti annoia a fare sempre la stessa cosa. Il vero spirito artistico esce nel momento in cui ti è data la possibilità di creare qualcosa di diverso, di nuovo. Vedevo poco fa un messaggio bellissimo, vediamo se lo possiamo rileggere, di Giuseppe Sicula che dice: l'arte ci permette di raccontare la nostra storia e le nostre emozioni. È vero. Sì, io l'ho sempre sottolineato questo. In ogni pezzo c'è una parte di me, perché giustamente come dice questo amico che ha scritto, non lo conosco, in ogni pezzo, specialmente nei pezzi esclusivi, nei pezzi particolari, esce fuori una parte del nostro carattere, delle nostre emozioni in quel momento che stiamo creando quell'oggetto. Il valore sta proprio nell'amore, nell'affetto, nell'emozione che c'è in quel pezzo. È un A proposito valore. di amore, mi stai facendo venire in mente, Gabriella, che fra pochi giorni è San Valentino. Che Sì. regalo si potrebbe fare per San Valentino andando ad attingere alla tua collezione? Ma io non voglio andare come dico sempre, sul già visto, ma qua c'è di tutto. Io penso che per una donna ricevere un bel paio di orecchini, una parure, penso che potrebbe essere un bel regalo da parte diciamo, del proprio compagno, del proprio uomo. E io punterei su una bigiotteria, su qualcosa di personale. Penso che è sempre una gioia ricevere un pezzo unico. Sì, anche perché vedo, per esempio, guardando quello che indossi tu, c'è anche tanto rosso, quindi il colore proprio della passione, del fuoco, e allora anche lì ci può essere un messaggio nascosto dietro un regalo così. A me piace tantissimo il rosso, mi piace molto e lo consiglio. E poi abbiamo tutti i colori da poter scegliere dall'azzurro, il giallo, il nero, il verde, e poi per ogni gusto c'è il suo Certo. oggetto. Sì. Ma tipo c'è una richiesta particolare che ti ha colpita e che poi magari ti ha portata a realizzare questo oggetto, questa collezione anche in altre occasioni? Magari una richiesta di un singolo che è diventato una fonte di ispirazione? Ma la fonte di ispirazione sappiamo tutti da un paio di anni è la linea Fisili, le teste di Moro, le ruote di carro, come questi un poco, non so se si vedono, Sì, questi che ho bellissime. io. Diciamo che questa linea va sempre tantissimo ed è la più, diciamo, la fonte di ispirazione per molti ceramisti, per molti artisti. È stata Ma te li lanciata. chiedono questi simboli di sicilianità, te li richiedono di più i siciliani o chi magari sta fuori? No, no, proprio i siciliani è stata Quindi lanciata c'è questa orgoglio. moda. Sì, c'è l'orgoglio tantissimo perché è stata lanciata la moda diversi anni fa, sappiamo da chi, dagli stilisti Dolce e Gabbana, da lì c'è stata un'esplosione proprio sia per la casa, sia come bomboniere, sia come proprio oggettistica. Dobbiamo ringraziare questi stilisti che hanno dato l'opportunità alla Sicilia di emergere, di dare sfogo un pochino al mercato proprio del Made in Sicily che era un pochino poco conosciuto, invece grazie a loro c'è stato proprio un exploit, un boom. E poi come dicevi la rivalutazione della ceramica e anche Sì, l'opportunità appunto di sviluppare un mercato che poi non fa altro che portare avanti quella che è una tradizione, una storia sì. che ci accompagna un po'. Quindi tutto ciò che riporta alle nostre origini, secondo me fa bene a noi stessi e alla È nostra chiaro. storia. Sì, sì, è chiaro, perché anche le teste di Moro c'erano prima, ma Sì. non erano conosciute, non si conosceva la storia, se ne vendeva qualcuna così. Invece, grazie a questo proprio, a questa pubblicità, a questi eventi che sono stati fatti, le sfilate di moda, il Made in Sicily, proprio c'è stato veramente un boom da molti anni che si lavora esclusivamente con teste e pigne. È una cosa veramente bella. E Che poi la lì c'è pigna porta fortuna? O la ricordo pigna, sì, male? sì, è considerato un portafortuna di prosperità. Ah, sì, sì. Quindi è di buon Eh, augurio avere una pigna in casa o regalarla. sì, sì, molti proprio la regalano con questo scopo, per l'augurio, per l'augurio.
E allora noi partiamo da lì per ricordare che i prodotti delle casette ceramiche, queste realizzazioni esclusive di Gabriella Namio le trovate sul nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e da lì possono arrivare in tutto il mondo. Quindi spediamo un po' di buon augurio in tutto il mondo, che fa bene, che ne abbiamo bisogno dopo Infatti, quest'annata un po' particolare. infatti, tantissimo, tantissimo, non ci aspettavamo una crisi del genere, però Ma stiamo noi col sorriso resistendo. la supereremo, col sorriso, con la voglia di fare, con la voglia di ripartire proprio dalle nostre origini, perché dobbiamo Infatti. seminare intorno a noi per darci forza ed è proprio il motivo per il quale è nato Io Compro Siciliano, il motivo per il quale ha avuto così tanto successo. Un paio di messaggi prima di salutarci, Matteo Comito che dice ciao Gabriella, complimenti. Ancora Giuseppe Naccari che ti manda i saluti, dice ciao Gabriella, Antonino Di Caccamo che ci saluta addirittura da Milano, ancora Luigi Malerba che dice buongiorno e ringrazia per tutto quello che stiamo raccontando, così come c'è una faccina sorridente da parte di Mauro Todaro. Io ti ringrazio Gabriella per essere stata con noi qui all'interno di Io Compro Grazie, Siciliano Live. grazie a voi per l'opportunità e non Una bella fermiamoci, chiacchierata. non ci Mai, non ci fermeremo fermiamo mai, mai. mai, sempre avanti. Ok, Grandiosa grazie. Gabriella Namio delle Ciao. casette ceramiche, ricordate si trova a Misilmeri per chi può andarla a trovare, per tutto il resto c'è www.iocomprosiciliano.com. Non ci dovremmo fermare mai, ok, però questa diretta si ferma qui, noi torniamo domani con un altro appuntamento sempre puntuali a mezzogiorno. Ciao!